A dare una casa alla famiglia della vedova Cassol non il comune bensì l'Ater, così oggi il primo cittadino. Precisa inoltre come da qui ai prossimi 5-6 mesi sarà la diocesi di Vittorio Veneto a dare un'accoglienza, seppur temporanea, alla vedova del bandito uccisa a Nanto dal benzinaio Stacchio. Ci stiamo adoperando insieme al responsabile della diocesi pastorale migranti circensi per far sì di trovare in modo un appartamento temporaneo finché lei rientra nella casa Ater. Ed oggi anche Cristina si è iscritta in comune per chiedere regolarmente una casa Ater che, dice il sindaco, otterrà al più tardi entro il prossimo anno. È una famiglia numerosa, il bando verrà presentato nell'autunno, settembre-ottobre, pertanto lei è già iscritta, seguirà tutto il suo iter. Entro il 2016-2017 entrerà nella sua, se abbiamo disponibilità dell'Ater, nella sua collocazione. Tra la rabbia e le proteste dei residenti in graduatoria per ottenere un alloggio popolare, una vicenda, questa della vedova Cassol, che per non deludere nessuno sembra stia assumendo sempre più i contorni da fumata grigia. Devo complimentarmi anche con il commissario dell'Ater per la sua disponibilità. Tra istituzioni ci siamo confrontati e abbiamo trovato una buona soluzione per aiutare anche la famiglia Albini.